Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro. Questa sera in studio con me ho il piacere di avere due rosolinesi doc, ovvero Cristina Veronesi e Marco Sacomà. Buonasera. Yeah! Buonasera. Buonasera a tutti. È bello avere due rosolinesi doc, lo ripeto perché tanta roba, dico sì. io, tanta roba. Dobbiamo insomma presentarvi un po' ai nostri radioascoltatori, non solo di Radio International, ma in tutto il Veneto venite ascoltati, quindi diciamo, perché Rosolina non è solo comune ma è anche località balneare, Sì, vero turistica, Cristina? sì. Perché da 6.000 circa abitanti, si sa, d'estate andiamo a circa 60.000 giornalieri. tanta roba. Sì. Paese, Giornalieri. insomma, un comune veramente turistico. Allora, parliamo un po' di voi. Cristina, concedimi, Ok, Marco. partiamo dalle donne. Noblesse oblige sempre. Certo. Allora, Cristina, raccontaci un po' di te. Beh, io sono nata a Rosolina Mare proprio. L'ho detto. Quindi sono nata lì, da 49 anni ci abito, la mia età. E ho un negozio con mio fratello, un negozio di famiglia e niente, io amo il mare, amo la natura di Rosolina Mare e mi piace anche tanto avere a che fare col turismo, cioè poter dare magari una mano, dare informazioni, mi occupo di questo. Infatti, durante l'estate basta che voi andate nel profilo di Cristina e tutti i giorni le novità della giornata, il sole, la spiaggia bella, chiaramente, perché sennò non ci sarebbe turismo. Basta guardarlo dai suoi post. Sì. Sei arrivata a quanti follower? 41.000 su Facebook, 6 di Rosolina Mare, sì. È il nome della pagina. E non sono comprati, chiaramente. No, un po' alla volta sono stati. Ecco, io posso dire che quando sei te stesso, dopo la gente ti segue. E certo. Questo siamo io e anche Ilenia, la ragazza che mi aiuta, siamo riuscite ad avere in pochi anni, insomma. Anche perché metti, diciamo, notizie autentiche, inteso che non sono elaborate, ma sono proprio quelle di giornata. Il sole splende la mattina. Sì, fresche di mattina, senza tante frasi filosofiche. Esatto, molto dirette, come sei tu, la tua personalità, insomma. Sì. E adesso passiamo all'architetto Marco Sacomà. Grazie della tua presenza. Gwendalina, ti seguo da tanti anni, ti stimo veramente tanto. Dio. Questi sei ancora una giovane ragazza molto promettente con un potenziale incredibile. Vero? Caspita, Confermo. mi fai. No, è vero, questo non era preparato. No, sei la nostra giornalista. Sì, le voglio bene perché è veramente brava ed empatica. Sono Marco Sacomà, abito da sempre al Volto di Rosolina, rosolinese doc, nato a Padova. Sì. Come lavoro seguo l'azienda, cioè provengo da una famiglia in cui abbiamo sempre lavorato nel campo dell'edilizia. Adesso tuttora sono architetto e mi occupo di restauro principalmente Rosolina, Sottomarina, centri storici, comuni limitrofi, insomma, sì, sei qui nel territorio. Infatti noi ci sentiamo spesso quando succede qualcosa, le news, hai saputo questo, quest'altro, è una cosa molto bella. È molto bella. E mi aiuta anche per le notizie, voglio dire, di cronaca. Siete sempre un punto di riferimento, ecco. Guarda, infatti hai detto questo scambio cerchiamo il nostro impegno, anche il tuo, il nostro, anche di Cristina, che la conosco da tanti anni, anche lei ammiro, anche il fatto della pagina Facebook che mi ha sorpreso quando mi ha detto che aveva oltre 41.000 e crescono ogni giorno, è tutta farina del suo sacco. Sì, bravissima, in maniera molto spontanea, vero Cristina? Sì, è stupenda. Insomma, volevi finire? No, vai. Insomma, volete provare questa esperienza politica in vista appunto delle prossime elezioni del 23 e 24 novembre alle regionali per l'UDC. Sì. E leggo il Veneto nel cuore. Sì. E parole Cristina. giuste che proprio toccano. Sì, perché io e Marco ci siamo messi proprio perché vogliamo essere al servizio del cittadino, delle persone che conosciamo, del Polesine, del Delta, e per salvaguardare il nostro territorio, e ci siamo messi in gioco per questo. Quindi
siamo pronti ad ascoltare tutti e a provare a risolvere alcuni problemi. Certo, facciamo un esempio, la prima cosa che faresti nel momento in cui, che penso che comunque sarà un successo, perché al di là delle persone che conoscete e quindi se vi voteranno o non vi voteranno, l'importante è che la gente vada a votare, sì, questo è la cosa fondamentale, sì, secondo me, no? Sensibilizzare. Andate in quella Sì. cabina Sì. E andate Votate a votare chi volete, ma andateci. Sì. Caspiterina. Giusto, bravissima Gwendalina. Caspiterina Gwendalina. Eccolo. Cristina, una cosa che ti piacerebbe, perché penso che hai fatto dei pensieri, no, Certo. su questa cosa ti piacerebbe fare, perché andrebbe in risposta alle necessità del territorio, questo lo so bene perché l'abbiamo appena argomentata questa cosa, cioè quello di essere autentica, parlare del territorio, Sì. e quindi sai anche le necessità del territorio. Lasciamo stare a livello amministrativo, lasciamo stare quelle cose lì. Se avessi la possibilità, che cosa faresti per Rosolina Mare in questo caso? Infatti farei sicuramente qualcosa subito per Rosolina Mare, nel senso che migliorerei proprio l'aspetto naturalistico, cioè metterei più in evidenza tutte le cose belle che abbiamo, perché ne abbiamo tantissime, ma in Veneto, rispetto secondo me ad esempio al sud, non sappiamo ancora ben valorizzare le nostre potenzialità. È una questione anche culturale, aggiungo. Forse sì, anche hai senza ragione. forse. Sì, hai ragione, però io stessa, cioè per esempio il nostro giardino botanico, Certo. che è una perla di giardino. È da qualche anno che si parla di giardino botanico, cioè è il primo giardino botanico più grande d'Europa, con tutte le piantine naturali, ce n'ha il numero più alto, capito, di vari tipi di flora e fauna, sì, e io stessa sono andata a visitarlo bene con una guida 3-4 anni fa, 5 anni fa, io ci abito lì, no? Perché mai nessuno parlava di giardino botanico. Io ci abitavo 2 chilometri e dici, ma come, non sei mai andata? Sì, sono andata, ho fatto una passeggiata, ma con le persone che conoscono la zona veramente scopri che abbiamo una ricchezza enorme. E il nostro giardino botanico è, quando entri, la guida ti fa proprio respirare l'aria degli alberi, ti fa toccare il terreno con le mani e Certo. senti proprio questo feeling che c'è tra te e la natura, un feeling che dobbiamo mantenere sempre vivo, e quindi io proprio valorizzerei la nostra pineta, i percorsi, anche proprio nelle strade, migliorare anche la viabilità, ok, di Rosolina Mare, questa è un'altra cosa che mi piacerebbe Certo, tanto. renderlo più fruibile, più facilmente accessibile, quindi Al turista. a tutti inteso generi, no? Perché Sì, sappiamo tutti. barriere architettoniche, vero architetto, Certo. per stare in tema. Soprattutto ne abbiamo molto bisogno di questo. Ecco, e quindi anche in questo senso, Assolutamente. quando parli di viabilità, Sicuramente infrastrutture, le barriere architettoniche anche per la spiaggia, anche delle grandi camminate che arrivano al mare, ce ne sono tante cose che si potrebbero fare, Certo. migliorare la nostra. Noi abbiamo un bellissimo lungomare, no? Però si può Caspita. migliorare perché è strettino, è piccolino, insomma ci sono tante cosine che si potrebbero migliorare. Io migliorerei questo, sicuramente direi, valorizzerei maggiormente. la nostra natura, proprio la natura, non Chiaro. cemento, ma più cose chiaro. di natura. Credo che sia una cosa condivisibile a chi ci ascolta. Marco, tu invece, non dirmi che andiamo sulla tua professione di architetto, però Rosolina. Una cosa che mi sta a cuore molto da anni, avevo fatto anche il consigliere comunale nelle liste civiche per 2 amministrazioni dal 2006 al 2006-2011, 2011-2016, è stata un'esperienza stupenda. E una cosa che vedo adesso, e lo vedo anche, e soprattutto quello che farei se fossi eletto è cercare di aiutare a rivitalizzare il nostro paese. Vedo proprio che mi sembra che stia perdendo anche il commercio, che ci sia la difficoltà che incontrano anche gli artigiani, e rendere il nostro territorio ancora più attrattivo. Un esempio, riesci a farcelo? Sì, certo. Ad esempio, ce l'abbiamo sotto gli occhi, dietro al Lando c'è una zona che è abbandonata e mi dispiace, perché lì mi piacerebbe venisse nell'intenzione creare un polo commerciale che attirasse
aziende e crearsi anche nuovi posti di lavoro per questi giovani. Siamo lungo la Romea, quindi voglio dire, è veramente una zona di traffico intenso. E rivitalizzare il paese anche, perché i giovani, i nostri giovani, io anche io ho una figlia che è a Milano, i giovani tendono ad uscire cioè andare via perché non trovano opportunità di lavoro che soddisfino le loro aspettative soprattutto. Chiaro. E quindi cosa porteresti non incentivi, nuove opportunità di sviluppo che ci sono, perché c'è tanta gente, anche giovani, tanti ragazzi con cui parlo, le persone che vogliono fare. Ecco, un'altra cosa difficoltà che lo trovo anch'io nel mio lavoro è la burocrazia. Sburocratizzare sarebbe fondamentale. È veramente comunque è un percorso da iniziare, già iniziato, perché vedo anche leggendo nel programma anche dell'UDC che mi è piaciuta molto. Infatti prima di accettare la candidatura ho voluto leggere capire bene il programma, anche perché avevo chiesto a mia figlia che ha 19 anni e vota per la prima volta. Mi ho detto, sai che mi sono candidato? Wow! E la prima domanda che mi ha fatto: qual è il tuo programma? E lì mi ha detto, hai ragione, me lo sono studiato, mi è piaciuto e ho detto dai, andiamo avanti. Poi lo conoscevo già, ma ho avuto modo di conoscere personalmente il senatore, nonché segretario nazionale dell'UDC De Poli, una persona molto valida, brava, e ha una squadra eccezionale di ragazzi, giovani soprattutto. Tu pensa che De Poli venne a Rosolina tanti anni fa, quando ci fu, quando nel momento in cui la Regione Veneto fece i primi bandi dei pulmini e donò un pulmino attraverso il bando regionale all'Auser. Davvero? Bravissimo. Non so se tu ti ricordi, ma io c'ero. Che bello. Non me lo ricordo, ma quando vado a chiedere, quando vado famiglia per famiglia, perché bisogna anche ritornare, mi ha dato anche la possibilità, questa è una roba molto importante. E lui c'era, Sì. De Poli. Sto parlando proprio di De Poli. La gente se lo ricorda, quando i UDC con De Poli si illuminano, dice De Poli è una bravissima persona. Parliamo di oltre 20 anni fa. Oltre 20 anni fa. La gente ricorda quando arrivò, scusami, per lanciarmi a te, arrivò il primo pulmino a questa associazione, stiamo parlando di un'auge, voglio dire, quante ce ne sono. È tutto abbandonato, anche purtroppo anche quella in area da recuperare, brava, un altro punto importante. Mi ricordo che quando venne lui sembrava una cosa da extraterrestri, perché erano i primi bandi e Rosolina spiccò cioè aveva i requisiti, e quindi De Poli, insomma, attraverso lui, perché è stato lui il promotore, da cui capiamo che persona è, però e questo è presentato a Rosolina, è un dato oggettivo, non mi sto inventando niente. Prima mentre venivamo De Poli è un grande, io e Cristina dell'umanità grande di De Poli, perché è un personaggio importante, ma è a misura, cioè ancora è umile, uno di noi, molto umile. Veramente una brava persona. E posso dire che il fatto che Rosolina avesse i requisiti per l'AUSE collaborò, perché quando le cose sono nuove, ed era una cosa, sapete, i bandi, non sto parlando di un bando pubblico, i primi bandi uno diceva ma aiuto, dammi una mano, quindi se non hai un confronto dico non solo tecnici, ma il politico stesso che ti dice guarda che ti manca questo, ti manca quello, non riesci ad arrivare ai requisiti, al di là che sei un'associazione no profit eccetera, non è così automatico, anche al giorno d'oggi. C'hai dato un dato importante, Gwendalina, dicendoci che il nostro De Poli tanto amato una signora, ha fatto anche qualcosa per Rosolina. Mi ha chiamato un'altra signora l'altro giorno, mi ha detto ho visto che sei con De Poli, sappi che lui mi ha contattato personalmente perché ha avuto una disgrazia sta povera signora, lui gli ha fatto più di qualche telefonata per accertarsi come stava, se aveva bisogno di qualcosa. Veramente una persona molto umile. Insomma, bravo. Per dire che quindi sono orgoglioso. Chi semina raccoglie, e questa è una cosa che Rosolina se ricorda, perché sto parlando dell'Ausi di Rosolina, se non l'ho detto prima, lo dico adesso. No, ma hai ragione, è un dato oggettivo, perché io sono andata a fare la notizia e questo che cos'è? Oddio, cioè era la prima volta. Era la prima volta, al di là del senatore, che aveva permesso una cosa che sembrava fuori dal tempo, non so come spiegarvi. Ma infatti lui, il suo slogan è la persona al centro di tutto. La famiglia, i valori, il cuore. E ricontattare le persone, andare a parlare, che è fondamentale. E anche quello che partì quell'anno là era quello di portare le persone di Rosolina, sto parlando
all'ospedale di Adria. certo. Sto parlando Quindi di una quello cosa che utilissima. è stato agli albori, è stato un po' Sì. un pioniere, mi permetto Sì. di dirlo, perché No, ma in quel è vero, periodo, vero. sempre come giornalista, Non conoscevo seguivo questo particolare. ma vi ho fatto venire qua per Grazie darvi una Gwendalina, ci hai pillola. dato una Guarda, pillola veramente di la mia saggezza. stima aumenta ancora di più Ancora. verso di te. Non era per Ormai, quello, no. Io dico, se ne sono onorato e grato Anch'io. di conoscerti. Ma se andate in internet, cioè trovate la notizia, perché Lo io so, dico, io ce ne sono migliaia. Grazie. cioè, di come notizie. cronista ero all'inizio, però ho detto caspita che bella sta cosa. Sì. Soldi pubblici a E aiutare le beneficio persone, sì. che oggi ormai si fa la corsa, no, al bando Sì, per avere sì. il pulmino. Quante ce ne sono? Ormai è una non dico quotidianità, scusate, No, ma no, nella ma- memoria collettiva, no, c'è questa Ma ancora questa adesso c'è possibilità. la necessità e l'esigenza di aiutare le persone, chi deve andare a fare per i bambini, per gli anziani, soprattutto ci sono sempre più anziani, lo sai anche tu, che hanno le famiglie sì. fanno fatica. Anche padre e madre lavorano, i nonni sono necessari per il lavoro poi, che fanno. soprattutto a Rosolina, perché era ancora più importante? Perché non abbiamo mezzi pubblici. Sì. Guarda, Questa è non un'altra cosa da abbiamo sistemare. mezzi pubblici. Guarda, Mi proprio chiedono gente da Verona, per esempio, come arrivare a Rosolina Mare. d'inverno. Cioè, è un casino. Sì. O anche solo da Rosolina Mare andare a Sì, Chioggia al adesso mercato. hanno fatto il treno del mare, no? Sì, sì. Speriamo Sì, che sì, si deve inviare si con gli avvii. orari giusti. Cioè, sì, però insomma è già qualcosa Sì, certo. di buono. Ragazzi, direi che invitiamo i nostri radioascoltatori per il 23 e il 24 Sì. ad andare a votare. Partecipate, convincete tutti ad andare a votare chi volete, ma andate a votare, che è fondamentale. È fondamentale, Sì, se sì. potete fate una X nello scudo crociato dell'UDC e votate Veronesi e Saccoman. E con questo auguro una buona giornata a voi e ai nostri Grazie radioascoltatori. Gwendalina. Grazie. Grazie. E